Sapevi che? Beh, è un altro momento, diciamo così, dedicato all'informazione. Molte persone pensano di sapere, ma sanno poco. Molti certamente sanno che in Friuli Venezia Giulia, in Friuli, gran parte della regione conosce il friulano. Friulano, amici, che è una lingua che per legge è stata istituita. Per la verità noi avevamo iniziato un percorso, poi con l'andare del tempo, nei vari anni, siamo andati al 99, 96, 99, nel 2007 si è chiuso l'iter, diciamo così, e quindi è una legge che riconosce ufficialmente la lingua friulana, quindi la nazione Italia riconosce la lingua friulana. Quello che a me ha fatto un po' sorridere, e lo dico subito, è che molte scuole primarie hanno dovuto chiudere i cassetti. Perché? Perché non c'erano bambini. Ma se non vado a ricordarmi male, c'è una legge in regione dove diceva che se ci fosse stato anche un bambino con un insegnamento della lingua friulana nell'arco dell'anno scolastico, quella scuola poteva aprire. Non so quante scuole hanno aperto, tutti piangono, però noi avevamo la possibilità. L'Agenzia regionale per la lingua friulana si sta adoperando da anni e lo fa anche molto bene. Voi con diciamo filmati, voi con documentari, voi con proprie lezioni, tra virgolette, anche da poter far sì che i bambini abbiano in mano dei fumetti e poter capire l'origine reale del nostro popolo, perché questo è un popolo. Capisco, siamo italiani, certo, però il popolo è il popolo. E allora io inizierei proprio, Christian, con quel messaggio che vi abbiamo già proposto e che ha aperto poi quel momento dedicato ai super dizionari delle lingue furlane. Vediamo di cosa si tratta. E dopo lui mi chiale e al fa tipo, sai tu, che roba che si fa col voli? Beh, viene un tic nervoso. Tu vuoi dire che ti ha amicato? Amicat? Ma per furlan non si dice così. E io un'altra la peraule. Qualchedun ha bisogno di me. Questo è un lavoro per Super D, il super dizionario delle lingue furlane. No, come si dice al arcobaleno per furlane? Si dice Arc di San Marco. Un posto di fare copie e mi raccomandi, visiti di comprare i cernicoli. Va bene. Oh signor, ma ci sono gli cernicolis? Belisca! Ti hai fatto l'occhiolino? E stricevoli? Ma c'è disegno? Io sono il Super D, il super dizionario delle lingue furlane. E la paraula giusta è cimia. Sì, mia cimiat. E ieri proprio te che la peraule. Se non ti ven la paraule giuste, va sul super dizionario delle lingue furlane. Tu lo chiatti su www.arlef.it. Mi piacerebbe fare anche un cruciverba per poter... Un cruciverba non con le parole della lingua friulana. Vi presento i miei ospiti. Eros Cisilino, presidente dell'Agenzia regionale per la lingua friulana Arlef, e il direttore William Cisilino, direttore appunto generale dell'Arlef. Ho ovviamente un argomento, ma io vorrei subito dirlo al Presidente, ma dov'è che si parla meglio il friulano?
Scusa, Il friulano... È facile è facile confondersi. Ma non siamo Sì. parenti, no? Per cui no, siamo tra i tanti che portano questo cognome, no? E quindi va bene. Allora, in realtà le cose sono cambiate nel corso del tempo e abbiamo avuto una distribuzione che è partita dal Medio Friuli, quindi con una fascia, diciamo, verso Codroipo, che da Codroipo poi si estendeva verso Udine. Mentre in questo momento la fascia in cui il friulano viene più utilizzato è la fascia collinare del Friuli. E con notevole anche soddisfazione, perché c'è un riconoscimento anche da parte delle nuove generazioni, c'è la possibilità appunto di avere anche notevoli materiali, quindi partiamo anche dalla scuola, come si diceva prima, con la scuola dell'infanzia, con i nostri libri di Maman, e poi proseguiamo con le scuole elementari, le primarie voglio dire, con libri specifici che abbiamo prodotto noi e che sono in dotazione per ogni bambino in maniera gratuita. Quindi il bambino lo porterà per tutta la vita. Quindi, da quanto mi dice Presidente, capisco che abbiamo persone intelligenti, ragazzi intelligenti, i quali non dimenticano le proprie origini, no? Vedo anche da noi qui usano molto l'anglosassone per chiamarsi tra bambino, tra ragazzi. Il non dimenticare le proprie origini, grazie anche ai nonni immagino, questo per me è una cosa veramente positiva. Assolutamente sì, e non solo. In base a quello che mi ha detto. Certo, ma non solo, c'è anche questa tendenza a vivere la lingua in modo sempre più giovane, sempre più fresco, attuale, e quindi utilizzandola nei contesti giovani, quindi nel gioco sicuramente, ma soprattutto nello sviluppo adolescenziale o anche nelle prime fasi dell'età adulta, che sono, diciamo, quelle aree che noi poniamo appunto nel nostro canale YouTube, Yupaltubo, no? Sì. Che vi invito, no, ad andare a visitare. Sono quelle fasce appunto d'età dove il friulano veramente si impara, si utilizza, si prende consapevolezza di questa grande potenzialità che ha la nostra regione. Senta Presidente, allora per entrare nel di dentro, no, di questo progetto, come scatta questa idea, no, di questo progetto Super Dizionari e soprattutto gli obiettivi che vi siete prefissati, perché quando si crea un progetto devono esserci anche degli obiettivi chiari. Assolutamente in maniera naturale, quindi nasce da una volontà di poter mettere in comunicazione diversi strumenti che in questo momento erano distribuiti, ecco, su diverse aree. So di essere affascinante, Presidente, ma la telecamera è quella, è una battuta la mia. Sì, dicevo, ci sono diversi strumenti che andavano messi in connessione, avevano la possibilità appunto di poter trovare, ecco, dei collegamenti, e con il Super Dizionario abbiamo tutto questo messo in un'unica area che tra un po' diventerà anche applicazione, avrà la possibilità tra l'altro di poter essere scaricata sui device. Quindi ecco. Ci sono risorse digitali che ti portano ad usufruire di tutto Assolutamente questo? Sì, è facile da utilizzare, quindi il Gran Dizionario è un qualcosa di intuitivo, con una freccia si può passare dal friulano all'italiano o viceversa, e tra l'altro di ogni parola si vengono a conoscere tutta una serie di significati che fanno parte della etimologia, della storia di questa parola, di quante volte è stata utilizzata, dove è stata utilizzata, con degli esempi pratici, quindi uno può da una parola poter ricostruire anche l'esatta collocazione nel caso in cui dovesse utilizzarla in altri settori che possono essere chiaramente quelli della lingua comune, quelli che insomma utilizziamo quotidianamente, ma anche in settori più ufficiali, quindi quelli della pubblica amministrazione, la scienza, dell'università. Abbiamo la certificazione, ma non apriamo, ecco, anche questa discussione che potremmo ampliare magari in un secondo momento. Quindi la lingua friulana in realtà descrive esattamente tutto quello che viene descritto dalla lingua italiana, senza nessuna eccezione, anzi direi che in alcuni casi c'è la possibilità di un approfondimento ulteriore. Il friulano in realtà, come si sa, deriva dal latino, poi con varie declinazioni che arrivano anche da altre aree, quindi l'area germanofona, l'area slava, ma soprattutto, ecco, è molto conservativo per quello che riguarda il latino, quindi un po' non è un concetto, insomma, che
è insomma attualmente utilizzato ma veniva ricordato in passato, la lingua friulana è un po' come parlare in latino. Ecco, quindi diciamo che c'è una grande affinità e una grande evoluzione. Avendo frequentato le scuole dei salesiani dove il latino era la lingua principale, è vero, con influenze, come diceva lei, della lingua della Slavia, perché la Slavia non significa Jugoslavia, ma Slavia parte da qui e finisce in Russia, perché abbiamo anche i confini con l'Austria e quant'altro. Siamo una mescolanza, direttore, questo è importante, ma come funziona questo super dizionario, no? Ha parlato il presidente della piattaforma, come si consulta, quali sono però i punti di forza del progetto? Ma diciamo che il super dizionario ha cambiato un po' il paradigma, no? Prima avevamo un dizionario che è il grande dizionario italiano friulano, che si basa sul grande dizionario dell'uso di Tullio De Mauro, grande linguista italiano e fra l'altro anche grande amico della lingua friulana, ed è stato appunto reso anche nella versione bilingue italiano-friulano con 70.000 lemmi in italiano e altrettanti più o meno in friulano, con una fraseologia enorme e con un numero veramente sterminato di accezioni. Partendo da questo strumento che di per sé era già molto potente, si è voluto aggiungervi innanzitutto un dizionario monolingue, quindi come avviene per i dizionari italiani, appunto tu inserisci il termine e appunto vai a diciamo così trovare il significato di quella parola in friulano. In più dei 7.000 termini inseriti possiamo trovare quasi 40.000 accezioni e oltre 50.000 frasi di esempio, tratte da dove? Dalla letteratura friulana e anche dai proverbi, quindi dalla letteratura cosiddetta popolare. Quindi è proprio il dizionario della lingua viva. No, l'altro lo è altrettanto, però è un dizionario che ha anche una preoccupazione soprattutto dei termini di base, dei termini fondamentali, dei termini tecnici. Sul Gran Dizionario trovi termini medici, termini delle telecomunicazioni, eccetera, eccetera. Questo attinge più alla letteratura colta e popolare. E infine, ed è un po' un fiore all'occhiello di questo dizionario, che credo lo renderà simpatico un po' a tutti, anche a quelli che non parlano friulano, è il dizionario dei cognomi. 8.000 cognomi friulani, no? Ognuno con la propria storia, la spiegazione dell'origine, la collocazione geografica e forse la cosa più eccezionale, la prima volta che l'ho visto mi ha molto meravigliato, un grandioso lavoro d'archivio che hanno fatto Costantini e Fantini, due autori, per cui tu trovi la prima attestazione dell'archivio dove e cosa dice quella frase. Quindi io invito veramente tutti ad andare su www.arlef.it, per esempio, provare a cercare il proprio cognome e lì si riuscirà a vedere anche la grandezza di quest'opera. Concludo dicendo qual è il cambio di paradigma, detto questo, che uno è un po' come, non so se sicuramente qualcuno dei nostri telespettatori sarà capitato sul sito della Treccani, no? Sul sito della Treccani tu inserisci un termine e lui te lo cerca in tutti gli strumenti Treccani, quindi l'enciclopedia, il vocabolario, sinonimi e contrari, eccetera, eccetera. Ecco, noi l'abbiamo voluto costruire così, per fare in modo che uno da un termine possa per serendipiti arrivare ad altri termini e così via. E questo permette di fornire agli utenti di tutto il mondo, e non è poco, qual è la grande ricchezza della lingua friulana, sia a partire dal friulano, come ricordava il Presidente, sia a partire dall'italiano. Presidente, quello che a me fa, io poi sono un giornalista fuori dalle grazie, non è che sia molto, mi fa incavolare, no? Cioè il ladino, sei obbligato in alcune zone italiane a conoscere il ladino e a conoscere la lingua italiana, ma soprattutto il ladino. Come mai non si è mai arrivati qui? All'obbligo? Non dico l'obbligo, ma quantomeno alla conoscenza, per poter dialogare anche negli enti pubblici. Mi scusi, No, perché molte persone anziane
Io conosco tante persone che conoscono il dialetto pordenonese bene, perché non è una lingua, la lingua friulana bene. Secondo il mio punto di vista, forse bisognava, non dico battere i pugni, ma spingere un po' di più. Sbaglio? No, non sbaglia, anzi condividiamo il suo pensiero. In relazione a come avvengono le cose in altre regioni. Sì, sì, sì. Diciamo che in realtà il Trentino beneficia molto di una zona che è altoatesina e che ha tutte queste particolarità storiche di tutela. Ma c'è il tedesco e il ladino. C'è il tedesco e il ladino, quindi sostanzialmente il ladino ha questa possibilità di beneficiare di tutta una serie di cose che sono state attuate per la lingua tedesca. Noi perché non siamo allo stesso livello? Beh, insomma, in realtà la storia del Friuli è stata anche recente, voglio dire, un po' diversa, quindi in realtà se noi partiamo appunto dal fatto che il tedesco è stato tutelato per via dell'Alto Adige che confina appunto con essendo andato col fucile a fare diciamo, un po' anche quello, però le insomma attenzioni ferrovia ai miei tempi. Noi siamo una minoranza linguistica quant'anche molto ampia, 440.000 parlanti quotidiani, voglio dire, intranazionale, quindi non abbiamo questa possibilità di avere uno Stato che possa in qualche maniera ammiccare dall'altra parte del confine. Questo ci ha creato, diciamo, qualche piccolo ritardo, però devo dire che i genitori a scuola iscrivono all'80% i propri figli all'ora di friulano. Purtroppo un'ora di friulano, diciamo che è abbastanza limitata e noi facciamo appello alla politica in modo che venga ampliata con più ore di insegnamento, ma soprattutto l'utilizzo del friulano nelle materie. Poi c'è una grande novità di questi anni che l'abbiamo compiuta con l'Università del Friuli, l'Università di Udine, che è la certificazione. Quindi c'è la possibilità di far entrare il friulano nel mondo lavorativo, ma in maniera identica a quella che viene utilizzata per l'inglese, il tedesco, eccetera. Quindi tra un po' avremo il rinnovo delle carte d'identità. Faccio questo esempio. E bisognerebbe far entrare in ogni comune la certificazione, quindi la possibilità per l'impiegato dell'anagrafe di essere a conoscenza appunto della lingua friulana. La carta d'identità è uno strumento che viene utilizzato e richiesto a domanda individuale, per cui non c'è un aggravio di costi da parte del comune, questo bisogna dirlo, quindi scriverlo in 2 lingue o aggiungendo il friulano, quindi una lingua in più, non costa assolutamente nulla. Però diciamo che può dare un senso di appartenenza e identità che non è proprio così scontato, perché può dare, come dicevo, delle possibilità al territorio che, come vediamo, in Alto Adige ci sono, ma non solo in Alto Adige. Siamo quasi in chiusura, una domanda e poi faccio la chiusura con lui e poi vi riproponiamo quel bellissimo video. Direttore, William Cisilino, come si è articolata nel dettaglio questa campagna di informazione, comunicazione, insomma? Beh, come ha notato lei prima, noi teniamo molto ai giovani, no? E quindi come abbiamo potuto vedere, la base futura. Il video è girato in verticale, non in orizzontale, perché è pensato principalmente... Ho capito subito. Ecco, è per un mezzo... Quando qualcuno di me ha detto, direttore, guardi che è in verticale, sì, ho detto, perché è per i cellulari, per quelle strumentazioni che i giovani usano, perché la televisione sì, ma sino ad un certo punto. Ecco, e quindi abbiamo pensato ai loro media, no? E alla fine anche col gruppo di lavoro, io veramente ringrazio tutti, è un gruppo di lavoro di 30 persone, sembra facile fare 1 minuto e mezzo, lei lo sa benissimo che è invece molto complicato. E siamo giunti alla conclusione quasi anche naturale, direi, perché con un super dizionario, no, è venuta l'idea del supereroe e quindi abbiamo costruito questa campagna che è pensata sia quindi sui media dei giovani, quindi TikTok, Facebook, eccetera, eccetera, sia sui media tradizionali, ma comunque basandosi soprattutto sull'online, no? Perché chiaramente la nostra finalità è fare in modo che l'utente
proprio vada a planare sul nostro sito. E dai risultati che stiamo vedendo nei primissimi giorni abbiamo visto che insomma, è stata molto apprezzata, perché è un modo scanzonato, se vogliamo, per promuoversi, però quando poi uno arriva sul super dizionario vede che è una cosa seria. Ci credo. Chiudiamo con il presidente, che l'avevo ridotto al rango di direttore generale. Insomma, allora, dicevo, l'importante campagna promozionale realizzata per farlo conoscere al pubblico. Avete già avuto i primi riscontri, questo è importante, penso di sì. Ecco, e il prossimo passo quale sarà, Presidente? Il prossimo passo è quello dell'implementazione del superdizionario. Noi abbiamo già alcuni prodotti che possono essere linkati al superdizionario, sono in via di lavorazione, ma ormai siamo già alle battute finali. Poi chiaramente la creazione dell'app, che dà la possibilità di un utilizzo ancora più immediato, ma devo dire che se andate sul sito internet dell'ARLEF è già comunque molto veloce come utilizzo, e poi ci sono le nostre attività curricolari, alle quali si aggiungono sempre alcune idee che magari possono essere immediate, ma danno anche una grande visibilità alla lingua friulana. Dico una per tutte, abbiamo lavorato in questi anni per un film che si chiama Mar di Moruzze, che è la storia dell'ultimo portabandiera friulano quando è arrivata la Repubblica di Venezia. E quindi lì ci sono tante cose da raccontare, le abbiamo raccontate in lingua friulana ma anche in lingua italiana chiaramente, ed è andato in onda insomma un po' di qua, un po' di là, ma con grandi successi in tutto il mondo, anche grandi premi. Quindi la lingua friulana è uscita da questo ambito magari locale, che è un ambito assolutamente prestigioso, ed è approdata anche in situazioni inusuali, ma dove è stata ampiamente apprezzata. Questo è uno degli esempi, ma noi abbiamo anche tante altre attività che vengono assolutamente portate avanti. Comune di Pordenone, dico, tra poco andremo ad apporre in un locale del comune l'Aquila patriarcale, è un progetto che coinvolge tutto il Friuli. Che è di colore azzurro? In realtà in un acciaio... c'è anche l'Aquila, quella incazzata? Sì, quella è rossa. Quella è rossa, certo, no? Sì, assolutamente. Ma poi avremo anche la festa della patria del Friuli, che coinvolge, lì ci sono 200 eventi. Ne ho fatte di manifestazioni della patria del Friuli, con pittoni, con tante persone, insomma, che ho conosciuto in tutti questi anni, quindi so cosa significa. Per quello io quando sento che dicono il friulano e pensano che sia dico, guardate ragazzi, forse l'errore è che sino ad oggi si è tenuto il tutto, in un'area. Io penso invece che bisogna aprirsi sempre di più, perché trovi sempre quello che vuole apprendere e magari si innamora anche di determinate situazioni. Io ringrazio ovviamente il presidente dell'ARLEF, Agenzia regionale per la lingua friulana, Eros Cisilino, ringrazio il direttore dell'ARLEF, William Cisilino, ringrazio a voi, spero ancora di proseguire a parlare di lingua friulana da questa rete televisiva, ma io voglio chiudere, caro il mio Christian, con quel messaggio che lancia il super dizionario delle lingue furlane. Grazie ancora. Come e dopo lui nicchiale e al fa tipo, sai tu, che roba che si fa col voli? Avia un tic nervoso. Tu vuoi dire che ti ha amicato? Amicato? Ma per furlan non si dice così. E io un'altra la peraule. Qualchedun ha bisogno di me. Questo è un lavoro per Super D, il super dizionario delle lingue furlane. No, come si dice al arcobaleno per furlane? Si dice Arc di San Marco. Un po'
di fare copie e mi raccomandi, visiti di comprare i cernicoli. Va bene. Oh signor, ma ci sono gli scerniculis. Belisca! Ti hai fatto l'occhiolino? E striscevoli. Ma c'è disegno? So il Super D, il super dizionario delle lingue furlane. E la parole giuste è cimia. Sì, mia cimia. E ieri proprio te che la parola. Se non ti ven la parole giuste, va sul Super Dizionario delle lingue furlane. Tu lo chiami su www.pontarle.it.